correnti alterne quella dell'anticipo di 12ª giornata tra Bartoccini, Fortinfissi Perugia e Saugella Monza. Le ospiti partono bene ma poi subiscono il gioco delle perugine nel secondo set e per la prima metà del terzo, salvo poi ritrovare le giuste conferme con Ortman dai 9 metri e ribaltare il set per poi passeggiare nel quarto e dunque vincere 3-1. Nel primo set Monza mette sotto pressione le padrone casa spingendo dai 9 metri. Mazzanti ferma il gioco 2 volte ma le lombarde sono già sul 7-13. Il massimo vantaggio ospite arriva sull'8-15 sempre dal servizio con l'ace di Danesi. Perugia reagisce con Carcass ed il cambio di regia, ma il parziale è già indirizzato verso nord e Meiners chiude 20-25. Il secondo set parte con Perugia bramosa di riscatto. Gaspari ferma il gioco sull'8-5 e sul 14-8 ma poco serve. Il massimo vantaggio di Perugia arriva sul 22-12 con il muro di Albrecht su Bagic. Le perugine chiudono 25-19 approfittando di un errore di Obossa. Il terzo set parte sulla scia del precedente con Perugia sin da subito in fuga. Il massimo vantaggio arriva sul 19-13. Poi Monza rimanda in campo Ortman che con il servizio neutralizza Perugia. Le lombarde conquistano la parità. Il set finisce di misura con l'errore di Avekova che regala il 23-25. Un quarto set che parte in equilibrio fino al 5, poi Monza va in fuga fino al 6-12. Ortman continua a non lasciare scampo da 9 metri, il muro monzese diventa invalicabile ed il set diventa una formalità, espletata da Vanecke che mette a terra la palla del 13-25 e del 3-1 finale.